Allora, torniamo a noi. Ricordiamo la manifestazione esatto di maggio, tutti quanti. Il 19 maggio a Roma, in Piazza del Popolo, CGIL, CISL, UIL dei pensionati unitariamente sono in piazza il 19 maggio per chiedere la riforma, la modifica della riforma Fornero. Ci vedrà anche la C a questo punto. 27 maggio. Siamo aperti. Cominciamo a fare le cose insieme, scusa. Ma fatele brave, ma fatele insieme. Brave, fatele sono livelli insieme. diversi, uno è provinciale e uno nazionale. Appunto. No, ma fate insieme le cose che hanno più peso, perché a quel punto tanto tutti sono pensionati. Arrivare a questo. Bravi, sarebbe già un passo avanti molto significativo per i cittadini. Prego. Sì, volevo dire velocemente. per quanto riguarda l'informazione, no, che è molto importante conoscere. E noi abbiamo fatto in questi mesi un questionario, alcuni comuni li abbiamo incontrati anche personalmente come Padova, che è una città grossa, abbiamo inviato un questionario per capire quali servizi e come erogano i comuni, servizi sociali. E c'era anche la domanda se hanno la carta dei servizi, quasi nessuno. L'informazione se viene spedita, fatta come pochissimi. E ci sono un sacco di domande. Su 103 comuni della nostra provincia, 94 comuni hanno risposto. Adesso stiamo elaborando tutti i dati, che ci sono cose molto interessanti che vengono fuori, perché ci sono anche i bilanci degli ultimi 3 anni, quindi si capisce quanto è stato chi investito, ha dato più o meno e perché, e dove ci sono servizi e non ce ne sono, e di come vengono erogati. Quindi e verrà fatto un libricino che sarà pronto a fine luglio, dopodiché daremo distribuzione. Incontreremo in ogni zona con assemblee pubbliche i cittadini assieme agli amministratori, ai sindaci e agli assessori. Ecco, segretario, Lei assessore avrà il nostro libricino viene... e sarà anche, poi chiederemo anche un incontro anche con lei e anche con i consiglieri, per vedere un attimo i dati, perché sono dati molto interessanti. E arrivare a 94 comuni su 103 è un grande risultato. Segretario, cosa in fondo volete andare a evidenziare con questo? Dove ci sono delle lacune, delle carenze, per poi anche intervenire. Noi non vogliamo dare il voto perché metteremo comuni a confronto, il titolo è quello nella mia testa, poi vedremo se sarà questo. Comunque già sottolineare un comunque problema. non per dare il voto, ma forse è interessante anche per i comuni stessi, insomma, di come forse risalteranno anche le buone pratiche. Certo. No, ma infatti. Abbiamo Chi di voi deve fare lavoro una domanda? Siccome siamo in mesi, chiusura, insomma, c'è qualcuno di voi che deve fare un intervento, a luglio una domanda? siamo pronti. Ma a Verona l'ha fatto la CISL sto lavoro qua? Mi ricordo l'incontro con... E quindi l'informazione è molto importante, conoscere è molto importante. Comunque l'importante è salvaguardare il sistema sociosanitario del Veneto. Il sistema sociale e sociosanitario del Veneto ha bisogno di tanto terzo settore, perché è quello che è sempre stata la ricchezza del Veneto. Però deve convincere anche Renzi a lasciare le risorse. Volontariato, associazione, mondo delle cooperative, eccetera. E la regia deve essere fatta dalla conferenza dei sindaci per il piano di zona e dalla regione per armonizzare il tutto. E quindi è questo che è mancato in questi anni, la pianificazione, la programmazione, la valorizzazione. Oggi abbiamo fatto una manifestazione per la donazione di sangue, la donazione di organi, cioè il donare, questa sensibilità. Nel Veneto c'è una ricchezza enorme da questo punto di vista, quindi dal punto di vista sociale avremo una potenzialità da valorizzare enorme, ed è questo che siamo chiamati a fare per oliare bene il sistema sociosanitario veneto. Assolutamente, Bompieri. C'era qualcosa che dovete aggiungere? Parlava prima delle perequazioni, che è un altro aspetto importante. Sì, appunto, su cosa andiamo a fare il 19? Vai. Sì. Vabbè, uno degli altri punti è che a un certo punto le pensioni al di sopra di 1.400 euro lordi non ha più avuto la perequazione, quindi dal 2012 la rivalutazione che ogni anno spettava ai pensionati non è più stata fatta. È intervenuta una sentenza dichiarandola anticostituzionale, quindi in teoria si doveva recuperare quello che
che va tutto quello che si era perso, ma sempre per il discorso della responsabilità. Davanti a una cifra pari a 18 miliardi, per dare tutto a tutti, è inutile che andiamo a illudere, come sta facendo qualcuno, come hanno fatto e stanno ancora facendo, e l'abbiamo messo in guardia i pensionati: non cadete dentro in quei pifferai, sapete dove vi portano, perché stanno facendo dei ricorsi dove non porteranno a nulla, non arriveranno a nulla, però il cittadino è libero di fare quello che crede. Quindi noi abbiamo chiesto: sediamoci a un tavolo, ne parliamo, perché giustamente abbiamo diritto di recuperare queste risorse. Non ci sono per tutti, va bene, ripartiamo, almeno fino a un certo livello. Almeno che si riparta con la rivalutazione dove è stata fermata, perché altrimenti se ripartiamo adesso, questi anni noi li perdiamo per sempre. Quindi si dovrà rimetterci qualcosa sugli arretrati, siamo disponibili, ci rimettiamo degli arretrati, però viva Dio, un tavolo chiediamo di confronto, cosa che invece spesso e volentieri non si fa. Ecco che allora è un'altra cosa che noi in piazza andremo a portare. Insomma. Certo. Sì. Posso aggiungere una precisazione, perché lui sulla reversibilità, scusa, sulla perequazione, sul potere d'acquisto, insomma le cose che ha detto sono giuste. Rispetto al fatto che stiamo facendo dei ricorsi, ha perfettamente ragione, e c'è pieno di studi legali che fanno queste cose e illudono le persone, però unitariamente abbiamo deciso a livello nazionale di qua e là fare dei ricorsi mirati per tornare alla Corte Costituzionale, per tornare a rispondere, non per fare ridare alla singola persona, no? Certo, ma dire, perché in fondo appunto quei 10 miliardi che continuiamo a lasciare al governo tutti gli anni di taglio delle nostre pensioni è una cosa che è troppo forte. Per cui se la Corte Costituzionale dovesse tornare, rispondendo ad uno di questi ricorsi, a dire che in effetti avere dato solo il 12% è a malapena del dovuto, del mal tolto, una tantum, è chiaro che si riapre anche, diciamo, il peso di una discussione, no? Quindi per noi c'è proprio un problema serissimo di tenuta del potere d'acquisto, di recupero di una parte del mal tolto, di una ridefinizione anche degli strumenti in prospettiva, perché non dimentichiamo che il nostro obiettivo immediato è quello di tornare a un sistema pre-Monti, diciamo, quello che noi definivamo Prodi, che era l'ultimo che era stato concordato, ma che il paniere di riferimento per calcolare l'aumento del costo della vita in Italia è molto diverso a seconda delle cose che sono contenute nel paniere che servono per rinnovare i contratti e aumentare le pensioni, rispetto ad un paniere che invece fa dell'altro. Quindi i beni di prima necessità non stanno lì dentro, e quando ci raccontano che non è aumentato il costo della vita, il carrello della spesa, ci raccontano palle. Quindi in questo pacchettino qua c'è il ritorno ovviamente al ripristino, no, di un meccanismo che ci garantiva di più di quanto non succede adesso, ma c'è anche la rimessa in discussione della tenuta del potere d'acquisto, dentro cui ci sta il no al taglio della reversibilità, ma ci sta anche la cosa che si diceva prima, e cioè noi vogliamo arrivare ad una modifica del sistema fiscale, perché oggi non è più equo. Noi continuiamo a pagare molto di più come pensionati in Italia rispetto agli altri paesi europei, tutti. Chiaro, tutti. Siccome siamo in chiusura, chiedo un po' anche a voi, così, che rappresentate tra l'altro giovani. La situazione adesso è difficile per gli anziani, i pensionati. Le prospettive per le giovani generazioni, vista la situazione attuale, come si presentano secondo voi? Di sfiducia. Fondamentalmente io Perché credo... con le pensioni che si prevedono, adesso usciranno, l'ha detto anche il calcolo dell'INPS, saranno ma non è tanto ridicole. Per quelle che escono oggi, è il no, continuo no, cambiamento, giovani, è il continuo cambiamento, appunto... il continuo peggioramento, è una sfiducia generale, ma è una sfiducia che purtroppo
vede da una parte la mancanza di lavoro, la difficoltà a trovare un lavoro, la dover adattarsi a un lavoro che molto spesso non corrisponde a quello che tu hai studiato e quindi a un lavoro. Forse solo quello, il problema è che le solo pensioni quello non è si meno raggiungeranno mai trovarlo. livelli. Ma è chiaro che... L'altra parte è proprio la mancanza di una visione futura, è questo il problema. Poi mi chiedo un'altra cosa. I pensionati perdono 10 miliardi all'anno di quota delle proprie pensioni, i comuni gli hanno tagliato, le regioni gli hanno tagliato, le province gli hanno tagliato e il debito continua a aumentare. C'è qualcosa che non va? O non ce la raccontano giusta? Cioè, voglio dire, il buon padre di famiglia... Se non c'è ripresa, c'è... E quindi è inutile che ci vengano a raccontare, c'è qualcosa che in quello che ci hanno raccontato nel passato non corrispondeva esattamente al vero e in quello che ci raccontano oggi tanto ancora di più, perché il quadro non sta migliorando, quindi allora vuol dire, ho capito, ma allora vuol dire se continua a aumentare però abbiamo un avanzo primario fra i più alti in Europa. Esatto, l'avanzo primario è a posto e tutti gli interessi che paghi su tutto quello che hai sposato, che è un disastro che non riusciamo a raggiungere. Per quello che riguarda i giovani invece io dico solo una battuta al di là del comportamento, fiducia, non fiducia eccetera. Secondo me bisognerà incrementare in maniera significativa la parte delle pensioni integrative, complementari, integrative, eccetera. Esatto, riducendo la tassazione, perché non è un'operazione finanziaria questa, deve tornare all'11%. Sì, ma devi avere uno stipendio che ti permette di farlo. Certo, ma nel momento in cui hai lo stipendio, eccetera, il sistema contributivo non riesce più a venirne a capo, avrai pensioni... Vabbè, che rispetto a quello che poi tutto sul sociale. E quindi hai bisogno di trovare delle formule complementari, altrimenti non riesci a venire a capo. Ecco. Facciamo fatica a sostenere oggi, cioè lo stato attuale, il futuro è chiaro che non può essere questo, insomma i giovani di oggi sanno già che non arriveranno mai a un sistema di questo tipo, quindi bisogna creare dei percorsi paralleli, è inutile che non... Ma bisogna avere le potenzialità. Bisogna creare discorsi paralleli che non subiscono quello che abbiamo detto appena adesso, ma soprattutto bisogna creare possibilità di lavoro, bisogna investire sull'occupazione, quindi bisogna fare delle politiche, bisogna fare delle politiche occupazionali, soprattutto rivolte ai giovani. Però questo significa il fallimento della politica, vero? Se non riesci nell'arco di 5 anni a abbassare la disoccupazione giovanile dal 40 al 30%, è chiaro che bisogna andare in questa direzione. Significa che i giovani, la sfiducia nasce dal fatto che siamo consapevoli che abbiamo fallito come politici, questo è chiaro, dobbiamo dircelo. Se non riesci a abbassare nei prossimi 5 anni l'indice di disoccupazione giovanile dal 40% al 25% sarà un disastro. Quella è una leva su cui andare a investire, perché poi se c'è lavoro chiaramente puoi cercare anche i percorsi paralleli, però bisogna prima che ci sia la materia. E quindi non abbiamo più le persone che ci pagano le pensioni. Questa è l'altra conseguenza. Allora noi siamo in chiusura proprio, ci saranno altri temi, ecco magari con questo proponiamo un altro incontro per parlare anche delle case di riposo, perché è un altro tema che ci sollecitano tanto i cittadini. Lo dico ai sindacati, lo dico anche all'assessore e ai consiglieri se saranno disponibili a un altro incontro su questo tema, perché è un altro di quelli che sta... La riforma delle case di riposo è già fatta. Va bene, questo è il preannuncio. No, è presentata, no? Fatta. È da 3 legislature che assicurano. Però siccome io e il consigliere Senigallia ormai ci siamo confrontati da più riprese, quindi per questo dice che è già fatta. Perché la vota PD e Lega, abbiamo lo scoop dell'inciuccio sulle case di riposo. No, ma interessante sarà affrontarla, nel senso è una delle riforme chiave di questa legislatura, ma già di quest'anno del 2016. Benissimo, questa è già un'anticipazione importantissima. Se si ha a cuore il sistema regionale bisogna che ci si metta d'accordo. Dipende come va il referendum di settembre. Uno tra i tanti motivi è questo, perché se non facciamo sta riforma saremo invasi da case di cura private, da grandi monopoli che dall'estero vengono qua. Alcune tematiche io credo che non ci devono essere distinzioni partitiche, ma ci deve essere l'interesse trasversale. Se ci fosse davvero l'interesse generale che prevale... Ma io credo che su questo abbiamo già avuto modo di confrontarci. Tanto non dobbiamo più costruirne, però sarà condivisa
condivisa con i sindacati. Concordo. Sarà condivisa con i sindacati. Vediamo. Sarà condivisa con i sindacati? Giusto? Vediamo. Ma il tavolo l'abbiamo già aperto e ci abbiamo già discusso di questo. No, Abbiamo benissimo, fatto, chiusura. settimana scorsa un incontro proprio sul PDL 25, ce l'avate anche voi. Quindi, Esattamente. insomma, Anche con i sindacati che hanno i pensionati e la siccome minima. lui non c'era, ha chiesto. tutti quelli che chiederanno di partecipare ai tavoli, non c'è distinzione di categoria per quanto mi riguarda. E che forse rimarranno senza siamo fuori tempo reversibilità, massimo, Luigi Stradalli, pazienza. Sì, io credo che la coperta per quanto riguarda le pensioni la si sta tirando da tutte le parti, no? I nostri giovani, oggi già ci sono pensioni da fame, i nostri giovani forse non la prenderanno neanche la pensione con la precarietà del mondo del lavoro, perché quello che è stato fatto a mio avviso condivido è una precarietà crescente, non una tutela crescente per le nuove generazioni, e quindi questa coperta non possiamo tirare da una parte o dall'altra, è sempre quella la coperta. Bisogna agire a mio avviso su due leve: la leva dell'ottimizzazione di quello che abbiamo, quindi andare a eliminare le sacche di inefficienza dei costi dello Stato, il discorso dell'evasione fiscale, tutta quella serie di sacche di interessi particolari che comunque sono la nostra zavorra, il nostro sasso legato al piede, e l'altro bisogna lavorare sullo sviluppo. Io credo che bisogna veramente incentivare, aiutare le imprese, ma non tutte le imprese che producono, le imprese che investono, le imprese che assumono il lavoratore in più, e non tutti avere il vantaggio per sanare posizioni già esistenti. Ecco, io credo che bisogna lavorare su questi due aspetti, altrimenti comunque questa coperta, per quanto la giriamo, è sempre quella. La tovaglia da tavola, il tavolo è quello, non riusciamo a muoverci. Chiarissimo. Grazie a voi di essere stati qui con noi, i nostri ospiti, il nostro pubblico anche che non è riuscito a intervenire più di tanto, ma i temi insomma erano molto caldi. Grazie ai nostri telespettatori di averci seguito. Noi come sempre ci troviamo domani, ma poi la prossima settimana ci sarà un altro capitolo. Premesso che promettiamo che faremo anche capitolo dedicato alle case di riposo e altre questioni analoghe che sono di grande interesse per tanti di voi. Grazie ancora, buonanotte.